Bossiano composto per Sardegna Nazione. Saluto a tutti. No, che io sono un rivoluzionario, io questa consulta rivoluzionaria, sono indipendentista, ma io facciamo parte di questa organizzazione nuova che ha dato sul popolo sardo. Come dai dopo fuori? Ci chiedono tutti, un pacco in sardo e un pacco in italiano, ma distinguendo le due lingue. Ci chiedono tutti, ma voi siete l'antipolitica? Voi siete gli emulatori dei movimenti dei grillini? No, non è così. Noi siamo i figli del nostro popolo. Siamo gli antidoti, gli anticorpi che questo popolo si è dato perché l'oppressione che sta subendo, specialmente i nostri lavoratori, non è più tollerabile. La nostra misura politica non è quella dell'onestà o della disonestà dei partiti politici e dei politici in generale. La nostra misura politica è quella del rapporto, di rovesciare il rapporto che c'è tra Stato e questa regione, tra gente e questo governo della regione che sta qua dentro. Non è più possibile tollerare il rapporto di sudditanza che ha causato il disastro e l'emergenza che oggi tutto il popolo sardo sta vivendo. Noi siamo rivoluzionari perché vogliamo ribaltare questi rapporti, vogliamo ribaltare il rapporto che c'è tra Stato e Regione e vogliamo ribaltare il rapporto che c'è tra la gente e il palazzo del governo regionale. Questa è la nostra essenza politica, questa è la nostra misura politica, una misura che non vede compromessi. Noi non siamo qui, consulta rivoluzionaria, a chiedere ai partiti che hanno governato fino ad oggi questa terra: cercate di aggiustare il sistema perché così non va bene. No, non è così. Il popolo ci ha ordinato di mandarli via e di non farsi più vedere. Questo è il messaggio che abbiamo portato dalle assemblee che abbiamo tenuto in tutte le zone della Sardegna. Ci hanno detto: andate lì, sotto quel palazzo, e consegnate questo mandato. È ora dell'accabare. Non avete più senso di esistere perché la vostra politica è quella del disastro. Avete intermediato tutto ciò che ha fatto lo Stato italiano per tenere la Sardegna in queste condizioni di continua emergenza e di continuo bisogno di aggiustamento. Aggiustamenti continuamente fermati dallo Stato. Abbiamo fatto un elenco qui, attaccato lì, di tutti gli interventi che ha fatto lo Stato per tarpare le ali a questo popolo. Ma badate bene che alcuni interventi sono davvero sofisticati, fini, ma comunque efficaci per tenerci in miseria. Pensate un po' alla questione entrate. Per anni e anni ci hanno convinto che per avere risorse finanziarie bisognava andare a Roma con il cappello in mano, e se non bastava uno o due dei cappelli in mano per chiedere a loro l'elemosina. E invece loro si stavano intascando i nostri soldi e facendo i conti. Soltanto dal 1995 ad oggi il nostro credito ammonta a 10.000 miliardi che loro non riusciranno mai a pagare, perché non sono nelle condizioni in cui potrebbe essere la Sardegna se potrebbe esprimere le proprie sovranità. Non dimenticatevi che noi siamo 1.600.000 abitanti, un quartiere di Milano con una terra immensa piena di risorse, e non dimenticatevi neanche che siamo l'unica regione dello Stato italiano che ha a carico il 70% delle proprie spese. Nessuno, neanche la Lombardia, ha a carico la propria sanità.
i propri trasporti interni e la continuità territoriale come ce l'abbiamo noi. Siamo quasi uno Stato e la smetta Monti di parlare di regioni a statuto speciale, perché noi siamo speciali davvero in quanto ci stiamo campando da soli. Pensate un po' alla truffa poi delle accise. Noi qui abbiamo un'industria che produce carburante. E che cosa fa lo Stato? Inventa una leggina nel 1980 che prevede la dilazione del pagamento delle accise di 180 giorni.